Amici bellini, pare che ci siamo. Dobbiamo stare calmi ovviamente, però le notizie che stanno arrivando, che si sono rincorse già ieri in nottata, ci fanno ben sperare che insomma l'operazione si potrà portare in porto. Però perché l'ufficialità, aspettiamo l'ufficio, però Retegui che va anche lui in Arabia, ragioniamoci. Ah già, poi stasera c'è pure PSG Real. Benvenuto Frari, frata a me. Stanno girando delle foto di McTominay con uno stile impeccabile, bellissimo onestamente. Quanto è bello Oriali, ma anche McTominay non scherza e noi stiamo guardando verso il futuro per i nuovi acquisti. Però io non vedo l'ora anche di rivedere alcuni dei vecchi eroi che ci hanno portato lo scudetto. Ricordiamo, like per lo scudetto, perché non è una cosa da sottovalutare. Signori, dai, allora mi sposto un attimo, facciamo un recap di tutte le cose, perché sono usciti anche altri nomi, tra cui Emanuele Rao, che onestamente io non ho proprio idea, svincolato dalla SPAL, giovane di cui si dice un gran beh, che ne so, non l'ho visto. Ci sono dei video in giro che si potranno vedere. Credo che sia un'operazione alla Popovic, per capirci, perché è un giovane che magari o lasci in primavera o mandi a giocare. Qualcuno diceva lo possiamo mandare al Bari, insomma la solita storia. Però è bene che il Napoli guardi anche al futuro, se ci sono dei giovani interessanti te li vai a prendere. Da svincolato l'agenzia è la stessa, è Giovanni Bia, lo ricordate Giovanni Bia che ha giocato anche con noi nell'Udinese mi pare, insomma è l'agenzia che ha anche cambiato. Una cosa che vi dico, che vi butto là così. Qualche presenza anche nell'Italia giovanile, molto bene, esterno, attaccante, insomma io ve lo potrei descrivere senza averlo mai visto, perché molti fanno anche così, questo mi riferisco all'amico Emi Scouting. Ho visto gli ultimi video, si è un po' intasato perché certe descrizioni di Jonathan David e di altri giocatori non se l'hanno visto, parlano per sentito dire, ti capisco amico mio, ma non ci interessa. Noi andiamo a quelle che sono le liste fluide, cioè perché dobbiamo aggiornare delle cose. Questo qua, la nuova notizia è sui portieri, perché è uscito il nome di Atubolu, che è il portiere del Friburgo. Lì io ho visto delle parate, ho visto ovviamente un edit, quando fai gli edit, fai un edit di Meret, è il miglior portiere del mondo. Se fai un edit anche di Caprile, se lo vale 80 milioni e così. Ho visto l'edit di questo qua e chi lo ha visto giocare dice che è un grandissimo portiere, anche un pararigori, giovane, 23 anni, e insomma ci ha fatto, mi pare che la notizia sia uscita da Di Marzio. Ragazzi, noi sappiamo che un portiere lo dobbiamo fare, perché vedete la casella qua è occupata da un portiere, sempre considerando che manteniamo Contini, perché è importante farlo anche per una questione delle liste. Un portiere lo dobbiamo fare, che sia un vice Meret, che sia uno esperto o che sia uno giovane che poi va a sostituire Meret in futuro. Qualche operazione la dobbiamo fare. Intanto, insieme a questo del Friburgo si è fatto di nuovo il nome di Ferrante, e questo qua è un 2006, quindi un super giovanissimo. Avresti Contini molto esperto e il super giovanissimo che però te lo fai fare il terzo portiere. Ovviamente molti si stanno chiedendo, gli blocchi la crescita, cioè i giovani, specialmente i portieri, dovrebbero giocare secondo me. Falso, falsissimo. Che hai bisogno proprio di fare chilometri in porta, più stai in porta più tiri ti arrivano e più cresci. Comunque questa è un'altra idea che teniamo presente. Le altre notizie, prima di arrivare al discorso di Osimhen, adesso ci arriviamo che è il discorso più importante, ma è praticamente fatto. Ancora avvicinamenti per Wallu, sempre ci fanno sapere, noi non possiamo sapere niente, che il Napoli è arrivato a un'offerta di 14 più il 10% sulla rivendita, di fronte a una richiesta del Siviglia di 17 milioni. Secondo me la distanza è breve e se i due club sono convinti si arriverà tra 14 15, puoi fare 16, aggiungi qualche bonus. Secondo me questo dovrebbe essere
quello che possiamo chiamare vice Di Lorenzo, cioè il giovane terzino che di grande prospettiva, terzino che va di grande prospettiva, che può crescere dietro Di Lorenzo per quando poi, perché anche Di Lorenzo una sua età l'ha fatta. Altri nomi: Cajuste, che abbiamo qua tolto l'out, ecco perché io non mi permetto di mettere Osimhen out ancora per una questione scaramantica, ma per Cajuste avevamo visto che non convinto del Besiktas, ci avevano detto anche potrebbe rientrare nell'operazione Juanlu con il Siviglia, adesso è uscito un altro nome, il Crystal Palace, e quindi verso l'Inghilterra, magari potrebbe ritornare in Inghilterra, magari si è trovato bene. Aspettiamo. E poi per quanto riguarda i movimenti di attacco, visto che sempre Ndoye, ma sappiamo che l'operazione richiede un po' più di tempo quella là, perché devi far abbassare le pretese del Bologna, è tornato anche il nome di Zaccagni. Zaccagni ovviamente rientra in un discorso di una Lazio che onestamente io sto seguendo sui social, mi fa, guarda, veramente mi fa quasi tristezza, cioè io non me la sento di prenderli in giro, perché poi io credo che i tifosi stiano veramente soffrendo una situazione che sembra peggiorare di giorno in giorno, cioè ogni giorno c'è qualcosa per cui possono essere presi in giro, perché la società sta facendo delle cose. Avevano organizzato una conferenza stampa senza i giornalisti, cose che abbiamo sentito in passato anche noi e che in questo momento noi non stiamo vivendo grazie a quella bella mamma del Carmine, ed ecco perché io non me la sento di prenderli in giro, semplicemente Loti, vai, cioè veramente triste quello che sta succedendo. Poi l'hanno addirittura tolta la conferenza così, perché dovevano mandare le email il giornalistico, le domande, poi le facciamo noi le domande, l'hanno tolta, quindi Sarri si trova, non può fare mercato, non può fare le conferenze, non si capisce niente. Hanno fatto la maglietta, hanno messo i calzerotti a 132 euro per errore, veramente vediamo cosa succederà alla Lazio. E quindi è naturale che se esce una notizia del genere ti vai a prendere il capitano che fa? Molla la barca? Non lo so se è veritiera, però è una di quelle notizie che secondo me servono anche a mettere un po' di pressione al Bologna. Guarda, non c'è solo Ndoye, abbiamo altri profili, e come quello di Zaccagni ritorna anche il nome di Lookman, che però ci porta a pensare, Lookman l'hanno fatto insieme a Lucca per fare Lookman con Lukaku, cioè Lukaku, un macello proprio per i telecronisti, ma Lookman ci porta a ragionare su Retegui, che dovrebbe andare in Arabia per 70 milioni e guadagnarne tipo 20 lui. Attenzione, perché sappiamo come almeno l'Atalanta con Gasperini, quando perde un giocatore per infortunio o perché se lo vanno a prendere, di solito è molto veloce a rimpiazzare. E adesso sto leggendo dappertutto, mo l'Atalanta si va a prendere Lucca, il che se poi noi facciamo come con Brescianini, che poi andiamo a prendere McTominay e noi ci andiamo a prendere Darwin Nunez, stiamo molto meglio. Quindi attenzione, sempre il discorso del cerino, attenzione a non cadere dal pero. Vediamo se l'Atalanta con perché poi con Juric per me perde un po' di credibilità il progetto Atalanta. Dobbiamo capire anche qua se riusciranno a rimanere credibili come squadra, perché la società non è cambiata. Quindi vediamo le ambizioni e capiamo se si potranno andare, potrebbero anche andare su Kean, e Kean vuole andare all'Atalanta. È un migliorare oggi dalla Fiorentina con Pioli andare all'Atalanta però con Juric? È una bella domanda di mercato. E a proposito di Kean e di Fiorentina, io stasera vado ospite in una live e troverete il link nel canale Telegram che trovate sotto in descrizione. Quando vado live, gli amici bellini che entrano, salutano, eccetera. Altre notizie: vogliono Foloruscio, forse interessamento oltre che del Cagliari anche del Verona, sarebbe un ritorno. Scedira sempre il PAOK Salonicco. Pengonghe, anche ci hanno detto c'è anche la Premier, senza dirci la squadra. Quando dicono così vediamo un pochino se sono vere queste cose. E poi ancora non c'è l'intesa, io qua che me l'ho messo qua, non lo voglio togliere, però ancora bisognerebbe forse alzare l'offerta, non lo so, noi lo diamo per fatto perché ci vogliamo fidare, però questo è il momento in cui dobbiamo poi spingere sull'acceleratore. Io so, da quello che sappiamo, è che Beughem vuole solo il Napoli, quindi siamo abbastanza tranquilli sotto questo punto di vista. Certo è che se arrivassero i soldi per Osimhen, uno potrebbe poi aprire la borsa e chiudere delle operazioni dove voi poi lasciate i like, nel senso che
a quanto pare si sono convinti quelli del Galatasaray. Il Napoli ha resistito, no, 55, no, 60 nemmeno. Va bene, da 60 le notizie che ci hanno riportato sono arrivati direttamente a 75, ovvero il prezzo della clausola, ma ce le vogliono offrire ci hanno detto varie cose. Qualcuno ha detto in 5 anni, qualcuno ha detto in 5 rate, ma magari in 4 anni, quindi dipende come le sviluppi queste rate, in quali esercizi li puoi mettere a bilancio. Non dobbiamo avere paura, e secondo me non dobbiamo nemmeno porci il problema. Poi a livello di bilancio lo sa il Napoli, se gli conviene incassare tutto adesso oppure incassare a poco nei vari anni e nei vari esercizi. La plusvalenza la fai lo stesso, perché ormai hai ammortizzato tutto, quindi potresti farlo. Dormire. Sembra quasi che sei poco. Allora, per quello che io immagino. Però dobbiamo capire se si arriva a miti consigli. Abbiamo sentito non vogliono delle garanzie, non lo so, forse qualcuno parlava anche delle clausole di non venderlo poi in Italia quando ti sei scocciato. Osimhen libera Morata al Como, quindi vedete come adesso si muovono tutte le punte e dobbiamo, invece di azzeccarle, dobbiamo muoverci e magari provare ad affondare il sogno che è Darwin Núñez, dove tu a quel punto tu dici mamma mia, il Napoli veramente sta dando un segnale al campionato di grande forza e di grande ambizione, non come quella che pure Garcia disse, presidente ambizioso. Ecco, è arrivato sul gruppo Telegram che balla 1 milione per Beukema, Luca Marchetti di Sky Sport, e quindi secondo me là si fa. Certo, la riflessione, vedi che fanno nel gruppo Telegram, Osimhen 75, Retegui 70 e poi per Núñez 60, allora vanno bene. Vi renderete conto di come il valore di base di un calciatore non è quello che poi fa il prezzo finale, perché la dirompenza di Osimhen e anche la stagione che ha fatto lo dovrebbe portare a valere molto di più dei 75. Però sappiamo la problematicità del ragazzo che magari sui social se ne esce in un certo modo, magari i rapporti con la stampa, ricordiamo altre polemiche successe anche in Turchia. Insomma, il fatto che non sia il migliore fuori dal campo rende tutto, lo rende meno appetibile per certe piazze. Retegui 70 come Osimhen sono uguali, sono simili, chi è più forte? E poi Núñez vale meno di questi qua, perché non ha fatto una grande stagione l'anno scorso, però come potenziale vuoi mettere sullo stesso piano, vuoi mettere che Retegui costa 10 milioni più di Núñez, è un'assurdità. Quindi il mercato è molto strano in questo periodo e bisogna secondo me, lo so che il Napoli si sta muovendo bene e con la giusta prudenza, però attenzione alle cose folli che possono accadere, dove si spostano soldi che arrivano da imprecisata natura e poi ti sposta completamente il mercato di tutti gli altri calciatori, perché questo è un altro attaccante pesante che si muove. Retegui lo dovrà sostituire l'Atalanta, tutti gli altri prezzi si muoveranno di conseguenza, quindi dai consegniamo la squadra a Conte il più presto possibile, così cominciamo a parlare di campo, perché come li mettiamo in campo Núñez, Lukaku, De Bruyne, McTominay, Lang, quell'altro, sono tanti, ma è un problema, sta qua, il problema è suo e lui saprà come fare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio e vi aspetto live lo scoprite nel canale Telegram in descrizione.